Totò Martello, il sindaco delle Pelagie rieletto alle amministrative di giugno, spodestando l'uscente Nicolini, arrivata terza dopo il candidato del Movimento 5 Stelle, lo aveva annunciato all'indomani delle elezioni a sindaco. Sull'accoglienza deve cambiare tutto, adesso va all'attacco chiedendo la chiusura dell'hotspot a Lampedusa e puntando il dito contro i migranti accusati di minacce, molestie e furti. Nell'isola simbolo dell'accoglienza ai migranti, protagonista del docufilm vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino, Fuoco a Mare, candidata a premio Nobel per la pace, adesso cambio di rotta. Bastano 100 tunisini per mandare la macchina dell'ordine pubblico in tilt. Dovrebbero stare all'interno del centro, invece sono in mezzo alle strade che passeggiano, si ubriacano e fanno quello che vogliono, in piena anarchia, senza l'intervento di nessuno. Deve intervenire lo Stato, che è deputato a fare rispettare le leggi. Se una struttura non serve a niente, bisogna chiuderla perché consuma solo denaro pubblico. Io so che invece di stare all'interno del centro sono tutti fuori ad ubriacarsi, ad disturbare la gente, a fare quello che non si fa in un paese civile. E non è un problema di razza, di colore, di razzismo, non c'entra niente. I delinquenti devono stare in galera. Immediata la reazione dell'ex sindaco Giusy Nicolini. Ma non sono stupita dei tempi, perché diciamo che lui sta facendo terrorismo psicologico fuori tempo massimo. Gli sbarchi sono diminuiti, a Lampedusa non arriva quasi più nessuno, soltanto qualche gruppetto di tunisini, un'isola assolutamente tranquilla. Quindi secondo me lui teme che appunto sia finita questa partita dell'emergenza immigrazione, che invece pare sia scoppiata nel resto d'Italia, quindi si sente fuori dai giochi. È un'attenzione comunque negativa, perché ovviamente un'isola che vive di turismo non può permettersi di giocare sulla pelle dei lampedusani prima ancora che sulla pelle dei tunisini. Quello che le posso dire, perché io ancora vivo a Lampedusa, è un'isola per ora invasa dai turisti e c'è ancora l'estate, il corso principale la sera è una festa. Circa 2 settimane fa mi consta che 2 o 3 tunisini abbiano preso della frutta da una bancarella. Il fruttivendolo li ha inseguiti, poi siccome erano a 2 passi dalla caserma dei carabinieri gli fu sottratto immediatamente il mastolto, che era, ripeto, 2 mele. Non ho mai sentito di molestie a donne, anche se l'argomento è attuale e quindi forse lui vorrebbe inserirsi in questo clima di caccia allo stupratore, ma smettiamola, cioè non è più tempo. Basta andare a Lampedusa per rendersi conto che quella è un'isola ormai fuori dall'emergenza. Nemmeno un sindaco terrorista potrà riportarla nell'emergenza da cui è già uscita.